È l'appuntamento del giovedì, eccoci con venetoglobe.com, lo spazio sportivo che va in onda anche sul canale 95 Veneto e Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda Caffè TV 24, la nostra emittente che copre tutto il nord Italia. E andiamo subito a vedere quindi le principali notizie per quanto riguarda l'angolo sportivo di oggi. Cominciamo con la Serie A. Per quanto concerne il calcio, si parla di mercato, sono due gli argomenti, mercato e crisi del Milan. Sono i tasselli da risolvere per il mercato che interessa qualche squadra, precisamente l'Inter, che cerca ancora Modric e mette nel mirino anche gli italiani Barella e Tonali. La crisi del Milan invece è puntata su di un uomo solo, anche se non so se sia giusto o meno, insomma, ed è questo signore, Higuaín, un uomo in particolare, un centravanti in crisi totale di gol e di nervi. Intanto al Milan sbuffa e si lamenta anche il suo alter ego, ovvero il baby Cutrone. Andiamo in Serie B, dove domani c'è l'anticipo tra Ascoli e Brescia, partitona anche questa per quanto riguarda la Serie B, mentre sabato Livorno-Verona per le Venete, domenica si giocheranno invece Cittadella-Perugia, Lecce-Padova e Venezia-Cosenza, con un Venezia sempre più galvanizzato dalla cura Zenga. In Serie C, nel girone B, l'attesa è quella del Pordenone sicuramente, perché è quella della capolista che ha preso il largo e quindi dovrà confermarsi anche nelle prossime settimane, nel prossimo andare verso Natale e l'anno nuovo. In Serie D, girone C, 17ª giornata, questo il tabellino, Montebelluna contro Delta Porto Tolle, partita in casa per Checco Feltrin che deve continuare a far punti. Belluno Trento, Arzichiampo Chions, Campodarsego Ciarlins Musane, Clodiense Union Feltre, Levico Terme Adriese, San Donà Cartigliano, San Giorgen Este e Tamai Virtus Bolzano. Qui in testa c'è sempre l'Adriese al comando con 34 punti. Andiamo in eccellenza, dove nel girone B siamo giunti alla 16ª giornata, toccata la 16ª giornata, Calvinoale Vittorio Falmec, Eclisse Careni Pievigina Liventina, che sarà la gara che andremo a riprendere, che quindi poi vedrete in settimana, Giorgione Mestre, Lia Piave San Giorgio Sedico, un San Giorgio Sedico galvanizzato dall'aver raggiunto in testa alla classifica la Luparense, che se la dovrà vedere con il Nervesa della battaglia a Nervesa. Un Nervesa che ha già eliminato tra l'altro in Coppa la Luparense, quindi attenzione per gli uomini di Padova. Porto Mansuet Treviso è un'altra partita interessantissima, soprattutto per il Treviso, situazione di caos devastante ancora una volta nella società trevigiana che saluta Realini, non è più presidente, dimissioni per lui, pare accettate perché c'è un nuovo presidente, un nuovo consiglio, anche se se ne sa veramente poco, non parla nessuno, parlano soltanto i due quotidiani con cui la società sembra avere l'unico feeling, l'altra stampa non viene considerata. Real Martellago, Istrana, Tombolo, Union Pro, riposerà l'Union QDP. Andiamo in promozione, girone D, anche qui 16ª giornata con Caorle Prodeco Montello, è un Prodeco Montello che ha portato a casa dal Montebelluna il terzino sinistro Fornasier per rinforzarsi in difesa. Conegliano Villorba, Cornuda Crocetta Lovis Spresiano, Fontanelle 90, Giulia Sagittaria Vedelago, poi abbiamo Opitergina Favaro con l'Opitergina che ancora sul mercato ha accasato Pederiva proveniente dal Porto Mansuet, Vazzola Fossalta e ZTLL Sinistra Piave Portogruaro, con il Portogruaro che è in testa alla classifica a 37 punti con 2 di vantaggio sul Prodeco Montello. Quadro completo o quasi per quanto riguarda il calcio, domani ne parleremo ancora nell'ultima puntata della nostra trasmissione settimanale. E allora TV Basket, TVB, dopo aver consegnato i doni ai bambini della pediatria del Cafoncello, l'altra sera c'è stata la festa con i ragazzi Fioi Idea Sud, la curva e i tifosi. Ieri abbiamo sentito Max Menetti, simpaticissimo nel nostro quadretto sotto le curve con Valentina Dalmas. Beh, andiamo per ordine gerarchico e allora adesso tocca al capitano Michele Antonutti, sentiamolo. Nome? Michele. Celtico. Soprannome? Celtico. Amico del Celtico. Ruolo? Ala. Guardia piccola.
Un augurio ai Fioi del Sud. Torneremo in Serie A, auguri. Auguroni a tutti i Fioi. Cosa vuol dire per te essere al Palaverde? Essere sempre protagonista sia che si vince che si perde. Essere in un campo pieno di emozioni, pieno di storia, pieno di voglia di pallacanestro. Se ti dico Treviso Basket, cosa pensi? Al Celtico a fianco a me. Io le dedico al mio capitano. E se chiedo cosa pensi dei Fiori del Sud? Sono un grande gruppo, sono degli amici della pallacanestro, sono la storia delle tifoserie italiane, quindi per me ho un grande like ai Fioi. Sono bravi e neanche la neve a Roseto li ha fermati, grandi. Facci la faccia dopo una bomba da 3. Non un po' che non le faccio, quindi non me la ricordo neanche più. Comunque Imita l'esultanza del capitano. Grazie mille. Ecco questo siparietto simpatico con Valentina Dalmase e il suo Sotto le curve. Abbiamo avuto ospite appunto il capitano e un grande tifoso. Il Ponzano Basket Serie A2 femminile sarà in quel di Castelnuovo Scrivia per cercare la vittoria. Le ragazze di Sottana si sono concentrate in questa settimana con una serie di allenamenti piuttosto pesanti, poi c'è stata anche la cena di stagione, la cena natalizia, quindi insomma si è un po' allentato il tutto. La morsa continuerà comunque a Castelnuovo Scrivia, ultimo impegno del 2018 in trasferta. Ultimo impegno anche per la Ruker Salve, sempre per quanto riguarda il 2018, dopo la sconfitta in casa contro Vicenza, adesso si va a Desio. Sentiamo cosa ne pensa Marco Mian, ve l'avevo promesso, parla dei giovani e di questo farli ruotare, ma poi anche di Desio. Di giovani, stai facendo ruotare parecchio, oggi anche Battistuzzi, questo giocatore che tra l'altro è nell'odore in nazionale, no? Sì, lo era, adesso non so più che percorso, cosa sta succedendo. Sicuramente lui è un ragazzo nell'odore nazionale, è un ragazzo che sicuramente a questo livello qui fa un po' più di fatica, ci vuole tempo e pazienza e ci può dare una mano quei 2, 3, 5, dopo dipende dalla partita. È chiaro che dobbiamo farli ruotare anche perché questi abbiamo come cambi, è anche vero che loro fanno un po' fatica se quelli tra virgolette un po' più esperti collassano, dico io, e arriviamo a sotto di 12 dopo che eravamo sopra di 10 e quindi prendi un parziale di 20 a 0, 20 a 2, dopo diventa difficile che un giovane ti cambi l'inerzia, capito? Loro devono entrare, non fare cavolate, avere coraggio e giocare di conseguenza. Niente, dobbiamo risolvere le cose lì, avere più concentrazione per tutti i 40 minuti. Chiudiamo dicendo che arriva Desio? Che andate a Desio? Chiudiamo dicendo che andiamo a Desio, sarà un'altra battaglia, campo non facile, vediamo, adesso il compito mio è quello di continuare a dar coraggio a questi ragazzi qua perché sennò si sciolgono come neve al sole, quindi cerchiamo di dargli coraggio e andiamo avanti. E sicuramente non è stata una settimana facile per Marco Mian che deve trascinare i suoi alla prossima partita, alla prossima gara e si pensa alla prossima vittoria contro Desio. Diamo un'occhiata al resto per quanto riguarda la pallacanestro trevigiana e veneta. In Serie B femminile la NPT Treviso a Montecchio resiste solo un tempo e perde 61-53. Nella Serie C Gold e Silver le trevigiane così si sono comportate. Sconfitta Oderzo, Europe Energy Verona batte Oderzo 84-72, Arzignano batte Riese, anzi è il contrario, Riese batte Arzignano 79-66, sconfitto il Vigor Conegliano 74-70 a Jesolo dallo Jesolo, Mestre batte Montebelluna 104-81, Limena batte Resana 76-60, ad Abano Ormelle batte Abano 69-61, Sport Cool Spresiano Maserada 71-60, Istrana perde contro il Salzano 98-67. Questo per quanto riguardava il basket. E ora il volley femminile che abbiamo già ricordato ieri ha perduto
con l'Imoco in Germania, scontro di Coppa contro Schwerin per 3-0, 36-34 il primo set durissimo e poi invece 25-22, 25-19 gli altri due per chiudere. Santarelli, come avete sentito ieri, ha detto non siamo stati capaci di reagire nei momenti principali e allora oggi si attende il responso di Scandicci. Quello che farà Scandicci sarà importante, se vincerà però attenzione perché ci relegherebbe all'ultimo posto, anche se nessun problema insomma ci potrebbe essere e ci sarà, ci auguriamo, per Santarelli e le sue ragazze. Ma facciamo il bilancio sul campionato, lasciamo la Coppa e andiamo a sentire dalla Lega il servizio. La 10ª giornata della Samsung Volley Cup porta all'ennesima vittoria della Igor Gorgonzola Novara, che centra la 9ª vittoria in altrettante gare giocate, piegando al Pala Igor per 3-0 nel derby piemontese la Reale Mutua Fenera Chieri e portandosi a quota 26 punti. 3 punti più sotto continua a vincere anche la Unit Ework Busto Arsizio, che davanti al proprio pubblico battono 3-1 una coriacea Lardini Filottrano. La vera impresa di giornata è la vittoria casalinga per 3-2 della Bosca San Bernardo Cuneo, che ferma la corsa da Savino del Bene Scandicci, che arrivava dalla grande vittoria casalinga con l'Imoco. Proprio le Pantere di Santarelli agganciano Scandicci a quota 21 punti, battendo al Mandela Forum per 3-1 l'altra compagine toscana del Bisonte Firenze. Non si ferma la corsa della Sougella Team Monza, che affianca Casalmaggiore a 17 punti, vincendo la Candy Arena contro la Banca Valsabina Millennium Brescia. Chi arriva di gran carriera dalle retrovie è la Zanetti Bergamo, che trova la 5ª vittoria consecutiva con un rotondo 3-0 battendo le ragazze del Club Italia Crai ed entrando in piena corsa a Coppa Italia. Sì, sicuramente magari qualche risultato all'inizio potevamo farlo sicuramente meglio e ci avrebbe permesso di essere un po' più tranquilli adesso. Detto ciò, penso a partita dopo partita e a continuare a fare punti. Questa è la situazione quindi per quanto riguarda l'Imoco e per quanto riguarda il massimo campionato di Serie 1 con le Campionesse d'Italia che stanno battendo un pochino, non diciamo la fiacca, ma qualche battuta a vuoto, soprattutto in Champions. Benetton Rugby perché ha perso la testa della classifica, anche per i ragazzi di Crawley non è stata una bella settimana sicuramente. Dopo la sconfitta di Londra ci si è preparati per le prossime gare che saranno impegnative per rimanere agganciati sia in Challenge ma anche nella Pro 14 che ricomincia. Ne parleremo domani con la seconda parte di Alessandro Zanni che ci spiega anche i prossimi incontri. Sono 2 con le Zebre e sono molto importanti perché sono dei derby. Una foto invece arriva adesso ed è questa perché un'importante convenzione è stata firmata dal comune di Villorba con il Villorba Rugby per una concessione che si rifletterà positivamente sui rapporti tra l'ente e lo sport villorbese. A firmare l'accordo erano presenti il sindaco Marco Serena, l'assessore allo sport Egidio Barbon, il presidente del Villorba Rugby Alessandro Pietrobon e il vice Luca Guglielmin. Si tratta, pensate, di 40.000 metri quadrati di terreno recentemente acquisiti dal comune a ridosso dell'attuale campo centrale di rugby di Via Marconi, che saranno dedicati, questi 40.000 metri quadrati, esclusivamente allo sport. Pensate che bello. Nella delibera si cita testualmente che la concessione è finalizzata alla promozione e alla pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli. Il piano dei lavori prevede un nuovo campo di rugby di dimensioni regolamentari con relativa illuminazione adatta anche ad incontri internazionali in notturna, un campo supplementare polivalente, 2 campi di mini rugby, un campo di calciotto, un campo di beach volley e rugby, una pista di atletica di potenziamento da 60 metri, una pedana per il lancio del disco ed una per il lancio del martello, un percorso vita ed un parcheggio per oltre 400 vetture. La concessione è stata definita in 20 anni rinnovabili di 5 anni in 5 anni e il tutto sarà gestito e curato dal Villorba Rugby che si accollerà le spese di manutenzione ed adeguamento degli impianti secondo le normative del CONI. C'è da fare soltanto l'applauso veramente meritato al comune di Villorba e alla squadra del Villorba. È tutto, chiudiamo e ci risentiamo domani per l'ultimo spazio prima del Natale, insomma prima della vigilia. A tutti voi. Buona giornata.